Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano, siamo su Rome 2 Total War. Allora ragazzi, qua siamo a Lepcis e siamo praticamente 1050 unità contro 646 l'esercito ribelle, quindi dobbiamo vincere questa battaglia per poi prendere Lepcis. Andiamo ragazzi, ci siamo, il mio alleato ha perso subito una pippa di proporzioni storiche e adesso tocca a noi. Ok, allora qua avanziamo un attimo. Avanziamo con questi stronzoni. Vai raga. Caricamento Rapidus. Ready and waiting. Yours to command. Dobbiamo assolutamente vincere questa battaglia raga, a tutti i costi. For Rome. Dai, per Roma, per la gloria e per Tori. E vai subito. Massacriamo questa unità. General! Quickly now. Brave Romans to a man. Questa unità è andata in fuga. Valites! Victory for Rome! Romans, ready for Avanziamo un po' con queste e portiamo queste a supporto, che se vengo attaccato le ho qua. Ok. Che camperone che è il PC però. Attenzione. No, non serve, Comandone non serve. Molto bene. Andiamo qui indietro. At the double! Jupiter gives us strength. Portiamo queste, le mettiamo così. Speed! Advance at speed! Melee infantry at your command. No, torniamo indietro. Advance at speed! Buono. At the double! Che due coglioni però. Cut them down! Forward! Attacchiamo lo stoffio della mignotta. Levies! At the double! Orders! Double time! Perfetto. Dai, attacchiamo che tanto lo massacriamo ragazzi. Cohorts Parati! Melee infantry! Advance at speed! Brave Romans! Non ci dovrebbero essere troppi problemi ragazzi. Glory for glory! Melee troops awaiting orders. Siamo superiori, siamo superiori. Però c'è altre unità, là, attenzione. General! Cohorts Parati! Attenzione. Che comunque ci sono altre unità e su questi. Levies! Sons of Mars! Levies! Il generale nemico è morto. Questi ce li portiamo già di qua. At the double! Hastati! Guarda come scappa sto ignobile codardo. Il generale nemico è morto, molto bene. Riders at the double! Ready for duty! At speed! Avanziamo, romani, avanziamo. Guarda come scappa. Stoffio della mignotta. Buttiamoli giù questo. Il nostro generale è sotto attacco. Non preoccuparti. Levies! Dai, buttiamo via queste due unità e prepariamoci contro di loro adesso. Ok. Jupiter gives us strength. General! Cerchiamo di fare robe con calma. Ok. E questi ce li ficchiamo dietro. Double time! Orders! Il generale lo portiamo di qua. Il Comandone è pronto a dominare anche questa battaglia, ragazzi. Ho alzato un po' i dettagli grafici,
Quindi se non mi muovo tanto e se non zoom è perché comunque ancora con Fraps ho problemi. Sto gioco non è ancora ottimizzato, quindi un po' di pazienza, raga. Ok, abbiamo queste unità qua, però siamo insomma abbastanza in vantaggio. Valites! Harvey! Anzi, facciamo così, no. Missile infantry ready. Questi li mettiamo qua Romans ready e for questi li duty. cazziamo qua. Questi li Hastati portiamo qua a supporto at speed. Melee infantry ready. e questi di qua. Quick march. General. E il generale qua intanto. Ordinem. Cazzo, anche di là, ce ne sono anche di là. At the double. Ce ne sono anche di là. Veloci, raga, veloci. Reload with haste. Molto bene, questa unità va in fuga. Brave Romans to a man. Vai, questo lo facciamo attaccare subito di qua. Hastati. Vediamo se riusciamo a beccare. At speed. No, non ce la facciamo, chiaramente. Guarda come Una delle scappa. nostre unità ha usato tutte le munizioni. Porca mignotta. Proud Romans all. Vai. Hastati. Ready. Andiamo ad attaccare di qua. Double time. Che dura che ragazzi. Guarda come stiamo At massacrando. speed. Hastati. Ti stiamo. Abbiamo perso un punto di vittoria. Ma che cazzo stai Jupiter dicendo? gives us strength. No, rompere i maroni. Ready. Sono qua però questo. Missiles awaiting Per favore targets. attaccate We lui. await your command. Now. Buono. Ok, mancano solo gli arcieri di là. Ecco, mancano 4 arcieri, abbiamo vinto. Hastati. Sons of Mars. Adesso portiamo il generale. Vai, Arms. che lui è a cavallo. Missile Merda. infantry. Cerchiamo di non perdere unità ormai. General. Cominciamo con questa però. Attack. Engage. Levies. Ok, questa l'abbiamo presa. Hastati. Attack. Perfetto. Engage. Qua il generale ha preso sta unità qua, ne manca solo una ormai, bella. At your service. Quick march. Ready and waiting. Missiles awaiting targets. Guarda come scappa, sto pippone. Romans ready for duty. Hastati. Obidiamus. Ok, adesso col generale andiamo a beccarci questo. E abbiamo vinto la battaglia, bella, abbiamo vinto ragazzi. Grande vittoria. Grandissima vittoria. Vittoria, termina a trionfo, cosa è successo? Cosa è successo, comandone? Quest'uomo è stato un'incrollabile devozione nei confronti di Roma, un vero eroe romano. Ok. Ah sì, questo è un figo. Ready for battle. Molto bene. Anzi, guarda che abilità ormai questo, fioi. Questo l'è un figo, raga, l'è un figo. Buono, vediamo di conquistare la città. At your command. I'm afraid we cannot. Dichiara guerra. Perfetto. Ciao. E questa è una vittoria, risoluzione automatica dell'assalto. E ci portiamo a casa un'altra città. Occupa. Ready for orders. Grandissimo comandone. Adesso qua chiaramente cominceranno a rompermi ancora i coglioni, ma io sono tranquillo. Qua cos'è? Tu rimasti prima che la ricerca attuale sia completata. Ah, vabbè, ok. Perfetto. Adesso aspettiamo perché sicuramente ne romperà i maroni. Cerchiamo di sistemare qua se possiamo le robe, non che sia più skate. Ok. Però abbiamo 31 di cibo. E anche Lepcis è occupata. E io godo. Adesso qua l'obiettivo è di andare a nord At your command. e cominciare a conquistare qua. Reclutare unità, non possiamo reclutare un cazzo di nessuno.
Qua dobbiamo sistemare questo. Vabbè, dopo con il prossimo turno sistemiamo qua a Octodorus, che ho bisogno di poter reclutare unità per andare verso nord. Allora ragazzi, volevo dire una cosa, visto che questa è la campagna, quella diciamo di allenamento e pre anche patch, perché comunque con la patch sicuramente sarà più bella, con la grafica al massimo, senza problemi. L'obiettivo di questa campagna è quella di cercare di conquistare le regioni, queste province, insomma, cioè dopo non importa anche se non abbiamo i 140 insediamenti o le 140 unità o le 40 unità navali. L'obiettivo è cercare di portare a casa queste 6 province, quindi Italia già conquistata, Magna Grecia già conquistata, mancano queste 4, l'Africa è quasi conquistata, quindi ragazzi l'obiettivo è conquistare queste 6. Quando ho conquistato queste 6 ho finito questa prima campagna di allenamento di Rome 2 Total War. Comunque non sarà facile ragazzi, perché l'Armenia è in culo al mondo, la Britannia anche, insomma non sarà semplice. Ragazzi adesso chiaramente l'obiettivo è Mako Mades, così da conquistare l'Africa, e poi chiaramente dobbiamo andare verso nord, perché vediamo un attimo, dobbiamo andare qua ad Aquitania per conquistare questa regione, questa provincia, così dopo abbiamo sia Aquitania che l'Africa. Dopo ci manca la Britannia, questa è dura perché dobbiamo superare veramente tante insidie, e poi me la tengo per ultima l'Armenia, che è anche questa bella lontana, quindi devo fare veramente tanta e tanta strada. Sarà dura ragazzi, perché comunque è impossibile, devo assolutamente conquistare qualche regione, perché sennò è impossibile superarle tutte. È dura, però ce la possiamo fare, insomma abbiamo un bel esercito, siamo messi abbastanza bene, bisogna vedere quanto forti sono queste province. Ecco, magari eviterei di andare contro qua la Grecia, Sparta, Atene, la Macedonia, perché la vedo un po' dura, però dopo qua possiamo conquistare qualche provincia per andare verso l'Armenia. Ragazzi, siamo pronti a conquistare l'Africa, le soluzioni automatiche, ma siamo tranquilli, andiamo. E Mako Mades è del comandone. Ciao ciao. Oh, ora si gode. Occupa. Waiting for orders. Grado aumentato ancora. Perfetto. Chiaramente mi è morto il generale quello forte. Ho paura, no, forse ancora no, sì. Allora, vediamo un attimo. Più 3 abilità flessione per 4 unità. Sì, questo lo voglio aumentare. E qua possiamo mettere più l'autorità. Ma è anche, aspetta un attimo. Ready for battle. Possiamo anche mettere questo, mamma mia. Qua ci cazziamo. Più 5 il morale, che il morale me lo godo sempre. Perfetto. E l'Africa del comandone, tecnologia. Con le ricchezze, benissimo. Adesso possiamo fare, cosa possiamo fare? Ci facciamo questo, perfetto, così abbiamo un miglioramento dell'ordine pubblico che non è negativo. Qua stiamo buoni, qua abbiamo sta nave qua, però ormai insomma secondo me l'Africa è andata, abbiamo preso le 2 regioni. Quindi vediamo un attimo anche negli obiettivi. Ok, c'è anche l'Africa, perfetto ragazzi, siamo messi molto bene. Buono ragazzi, allora abbiamo conquistato l'Africa. Il prossimo obiettivo è Aquitania, che è qua a nord. Sarà un obiettivo non semplicissimo, ma secondo me ce la possiamo fare. Voglio unire 2 eserciti per andare tranquillo e distruggere la provincia, e poi chiaramente andare in Britannia, e poi ultima regione, l'Armenia. Quella è durissima perché è tanto lontana, ma il comandone può tutto, perché il comandone è un figo. Raga, scusate, un momento di panico, GTA mi sta un po' rincoglionendo. Niente, questo è stato un video molto tranquillo, ho registrato un orario non proprio da registrazione, molto tardi, però sono soddisfatto perché alla fine siamo vicini all'obiettivo, siamo proprio a metà, perché come ho detto prima l'obiettivo per questa campagna di allenamento è conquistare le 6 province. Raga, un saluto dal comandone veneziano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.